Cari amici, iniziamo questa lettura ricordando la carestia che funestò la diocesi di Sant'Agata dei Goti. Successivamente parleremo dell'arrivo delle monache di Scala a Sant'Agata. Poco dopo che Sant'Alfonso era arrivato nella sua diocesi, una terribile carestia flagellò duramente le diocesi di Sant'Agata ed altre confinanti. In questa circostanza si evidenziarono alcune caratteristiche di Alfonso. L'amore per il popolo che gli era stato affidato, la capacità di rinunciare per gli altri a tutto quello di cui poteva disfarsi, la convinzione che tutto quello che era a sua disposizione apparteneva ai poveri. E passammo a vedere just che facette Monsignore de Liguori a Sant'Agata tra l'anno 1763 e 1764. Come Alfonso aveva detto più una volta, o Signore m'ha ingoppo regno in Napoli una carestia che non si era vista e patuta a tempo. Fui io veramente un castigo e Dio, ma un castigo grosso assai. Figurati tu che i cristiani, pigliati da fame, addiventarono tanto animali. S'arriducettano a mangiare levere dei lemmeti e a pigliare fauci e accette per fare pelle a chi, come pensavano allora, tenevano grana nascosta. Come t'ho già detto, Alfonso, oh mio Dio, era stato un profeta. O Signore, quando essa parlava a gente, l'aveva messo in coppa a lingua parole come queste. State attenti, abbadate che il Signore non ci farà patire la fame. Levate i peccati a mezzo, perché non ci sta stipato un castigo assai brutto, una carestia bella e buona. Ammancherà il pane e la gente mangerà levere dei lemmeti. Ma è voto, o profeta a nome di Dio parla pellata e non paisse. E a così succedette con Alfonso. Venuta a raccolta do grano e misa a parte quelle che serveva a essa e ai poveri, Monsignore vennette tutto il resto. Ma subito dopo a questo rapette gli occhi e capetta, se facette fuoco, e cominciai a cattare una montagna di fasole, fave e altra roba secca. E passati i mesi di settembre e ottobre, arrivai il mese di novembre. E tanne si vedette la carestia. La gente non aveva che mangiare. Dentro Vescovado di Sant'Agata ogni giorno si vedevano 400-500 persone che a denocchiate cercavano un po' di pane. Entra queste, si vedevano persone che fino a mo' avevano tenuto e che mangiare. Alfonso diceva ai servitori, non scontentate a nessuno, tutte quelle che cercano è roba a loro. Ma o fatto era nero e non si vedeva più la luce. Monsignore accattai come poteva e a dove poteva grane e fave. Cercai sordo a tutto quanto. Accominciai do frate Don Ercole, che a quello tempo erano piezze grosse a Napoli. Ma poca gente voleva prestare sordo a una vecchia sciancata e 67 anni, chine dolore e a semusa. E allora che facette Alfonso, andando a tanta miseria da gente? Accominciai a vendere quelle che teneva. Vennette 2 agnelli d'oro, una croce pure d'oro e pusata argento. Dicetto maste case, per noi abbastano quelle attone. E povere si facevano sempre più. La fame cresceva e Alfonso non potenne vennero orologi per sacco, le servette e vennero a carrozza con tutte in mula.
Pensava, ma come posso sopportare di tenere il mule tutto l'anno a spasso dinta a stalla e o cucchiere che si fa dinta a taverna, quando tengo tanta povera attorno a me? Arapete cielo, o vicari, e canoni, c'è gentiluomini, o frate Don Ercole, e pure là tu frate Donna Aitana, tutto quanto le dicevano che no, che la carrozza non l'aveva vendere, per tanta ragione, eppure perché era vescovo. E in coppa stufatta, Alfonso rispondette, e con me, San Pietro era papa e non chiedeva in carrozza, e io non sono più di San Pietro. O frate Don Ercole, toccai purisse nata corda, ma era scordata. E poi, dicette Don Ercole, senza la carrozza, come potete venire a Napoli? Alfonso le rispondette il 13 dicembre, voi avete a sapere che io venga a Napoli è proprio da un busillo, avesse a essere solo una disgrazia, ma pure tanne non ci m'hanno vicario. Io la scusa la tengo già preparata. So vecchio, malato e non esco più da casa. Siente stavolta che le rispondette frate. Facite come volete. Abbuscatevi qualche cosa di soldi per i poveri, ma vi dico che la carrozza è sempre la vostra. E se non giorno la volete, io va a reale che i soldi miei. Ricordatevi che voi siete e sarete sempre, come sempre siete stati, l'unico padrone di tutta questa casa, che più veramente rimane la vostra. Per finire il conto, a carrozza che mule fui mandata a Napoli per vendere e s'accattai Donna Aitana, la tua frate Alfonso. Dopo che aveva cercato soldi per tutte parti per poter aiutare i poveri, Alfonso ingasai a mano che pregaria e che penitenzia per ottenere a Dio che finisse la carestia. E siamo sicuri che dentro a questo brutto tempo offrette a Dio la mortificazione che avete per te per via e due complimenti che le venettano da parte e due femmine. La prima è questa, quando la carestia non era ancora schiuppata, o fermai che essa stava praticando dentro la chiesa e le dicette: e perché voi vi siete venuti tutto grano? Alfonso le venette a chiagnere. La signora da parte sua se ne avette fuori dentro la chiesa per non essere mazziata da gente. La femmina, qualche mese dopo, si facette innanzi, mentre Alfonso tornava dentro il vescovato e le dicette: non ci fosse mai venuto qua. A quando sei venuto tu, non ci hai predicato solo malauria e malannata. E mo non ci fai mangiare il pane che costa come che. E che sta dicendo? La femmina le mettette in mano in cuore e a Giognetto: tu puoi mangiare tu. O sacrestano che accompagnava Alfonso dette una botta in mano in coppa a spalla della signora per far sta quieta. S'inguitai Alfonso per sto fatto e dicette: poveriello, la vimma compatì, quelle che fanno non viene do cuore, ma da fame. Sant'Alfonso si dedicava pienamente ai poveri, ma voleva che su questa strada lo seguissero anche gli altri, particolarmente i sacerdoti ed i religiosi. Come vedremo, il nostro vescovo, ad un monaco che non voleva adoperarsi in favore dei poveri, farà un durissimo rimprovero, un vero e proprio lisciabus. Dinte i primi mesi del 64, la carestia si facette sentire ancora di più. Mo pure i ricchi non tenevano che mangiare. Alfonso ha riducetto un mangiare suo e quello della famiglia,
comandai poi a tutte le monaci da diocesi e sparagnai un po' mangiare per dare orieste e povere. E sentendo che dentro un commento a tavola si passavano buone, chiamai il padre priore e le dicette e pensavano poco ai poveri Gesù Cristo. Questo le potette rispondere che aveva mantenuto prima la comunità sua e poi pensare ai poveri. Questo non voleva sentire Alfonso, si facette fuoco, si alzai a coppa a seggia e dicette: sapete voi che voi dicere mantenere? Che a mangiare quella che ti basta per non morire di fame e tutto il resto le ha dai ai poveri. Quando ti faceste monaca, diciste che voleva fare una vita ai poveri e penitente e non che ti voleva ignorare la panza. Non ci credo il Vangelo, o sino turco. Con tutto bene che Alfonso faceva, la gente continuava a stare senza pane. Parecchio mangiavano levere da sepe e levavano la roba andando all'animale per mangiare. Insomma, la popolazione non ne potette più e chi lo mese di febbraio 1764 fu un mese corto e chi sta revuto arrivai a Sant'Agata una sessantina esordata a cavallo. Per questo fatto la gente si intossicai ancora di più e non ci volettero tutte le buone maniere d'Alfonso per far tornare cavallo e cavaliere là a dove erano venuti. Dopo i tormenti patiti a causa della carestia, l'anima d'Alfonso può godere per la realizzazione di un progetto che aveva accarezzato da tempo: l'apertura a Sant'Agata dei Goti di un monastero delle suore di clausura di Scala. Il santo stimava molto queste suore e confidava in loro per il bene della sua diocesi. Ricordate certamente quanta importanza hanno avuto sulla vita spirituale di Sant'Alfonso le vicende vissute a Scala sulla costiera. L'incontro con i caprai di Santa Maria dei Monti è quello con la beata Sor Maria Celeste Crostarosa. E lasciamo sto brutto momento da carestia. Passammo a nato fatto e a roba. Dinta la diocesi Sant'Agata, più una volta i vescovi avevano voluto aprire un monastero e monache e clausure. Ma sto progetto non l'avevano mai potuto quagliare. E se qualcosa si era fatto, non gli è tornando più in una cinquantina d'anni. Quando Alfonso arrivai a Sant'Agata, trovai quella che era stata una chiesa della Maronna e mo era una casa e acciaffatura. Le venette subito pensiero e fa e chi loro cuonca e berve non ive palomme. Parlai con chi aveva parlato e chi sto progetto. Ma non tutti la pensavano della stessa maniera. Non c'era chi voleva un monastero e chi in un conservatorio. Alfonso dicette: se voi volete un monastero, io sto qua. Se invece voi volete un funne che è femmina, è meglio che non ne parliamo proprio. S'accomunetta per monastero. Un coppa sto fatto, Alfonso già teneva in capo il pensiero suo. Dinta la diocesi avevano a venire in monache Scala. Scrivette dinta una lettera: io spero che per mezzo di quest'opera sta benedetta città di Sant'Agata ha da tornare per la via buona. E saccio, ne sono sicura, che se quest'opera non si fa andramenti io campo, non si fa più. Si farà pure un monastero, ma saranno funne che femmine in chiuse.
Se invece riesce in un monastero come dico io, che regola do Santissimo Redentore, questi sì saranno un monastero che darà consolazione a sta diocesi e a tutta sta provincia. E i figli vostri saranno più contenti che dinte a ti monasteri in Napoli. Monsignore de Liguore si dette da fa per ottenere il permesso del Papa e quello del Re. L'avette senza perdere tempo. Bussai a tutte le porte per poter dare una buona rendita al monastero. Eppure la rendita scetta. Quasi ogni giorno Monsignore gli va a guardare che facevano i muratori per sistemare la fravaca. Insomma, le cose erano così buone che parettero un miracolo. E alla sera del 28 giugno del 1766, domenica, e Monica Scala arrivarono a Sant'Agata. Prete e cantone e questa comunità fu Sora Maria Rafilina da Carità, una monaca che tutte quante tenevano passando. Queste gestivano Sora Maria Felice dei Chiuove Sante e Sora Maria Celestina e l'amore di Dio. E gestiva pure una conversa, Sora Maria Peppanella e Gesù Maria. E monaca, partuta a Scala, arrivai il 27 giugno e Pavana, che l'aspettavano i padri del collegio e certa gente di Sant'Agata, due signore nobili e ati prevati da cattedrale. A ca jettano a Nola, a do fu una cova do vescovo, un signore Caracciola, e a parecchie femmine nobili. A sera dormettano dentro un conservatorio chiamato O Tempio. Facendo sto viaggio a Scala a Sant'Agata, Sora Maria Rafilina, che a santità che teneva, facette venire o desiderio e si fa pure loro monaca a due figlie dei signore Speltri e Vitulana. Fatta po' monaca, si chiamaino Sora Maria Luigina do Cuore Gesù e Sora Maria Teresa e Gesù. Arrivata a Sant'Agata, e monaca trovai in via apparata a festa e ci furono 3 fuochi d'artificio. Nanda alla cattedrale, Alfonso con l'abito solenne e attorniata a tante canoni ci prievate accogliette in monaca. Dopo la visita o sacramento in processione e monaca s'avviarono a un nuovo monastero. Fino a mercoledì e il Signore Sant'Agata potettero incontrare in monaca e visitare un monastero. Dopo ci fu la clausura. Alfonso, 8 giorni, facette a preparare tutto un mangiare per monaca e l'avrebbe fatto per un mese sano, sicché gli serve Dio non avessero detto che loro volevano campare con povertà e mutarazione. A poca volta passai nella porta del monastero un cuofano da ducante. Parecchie queste volettero diventare novizie. Insomma, il monastero voluto a così forte a Monsignore a diventare ambressa un albero con belle radiche. Quest'albero Alfonso lo spagliava. Spesso teneva l'esercizio in monaca, aiutato a chi tucoliavano poco, facendole trovare forze innante, pagava spese per l'educandata a chi non poteva pagare. Dal ricordo dei 2 figli dei signori Speltre e Vitulana che Sora Maria Rafilina aveva fatto trasferire in monastero, Alfonso pagava per un certo tempo e spese per questi 2 figlioli, perché i fratelli loro non volevano che esse si facessero monaca e per questo non pagavano le spese. Ma dopo pochi frati capettano che avevano lasciato il soro per via loro. E a così dettero un monastero a dote che toccava a ognuno dei sore e tutte s'apparaio. Alfonso, e come mi piace sto fatto a me, quando le regalavano qualche dolce
e mannavano buona parte alla ducante e novizie. Come ho chiarito nel testo, ora letto, Alfonso voleva le suore nella sua diocesi, perché con la loro vita e le loro preghiere sarebbero state una preziosa testimonianza di intensa vita cristiana e di preghiera incessante. In tutta la sua vita il nostro santo ha avuto in grande considerazione la preghiera ed il suo amore per la preghiera, sia orale che mentale, ce l'ha trasmessa con il suo comportamento e con le sue numerose opere dedicate alla preghiera. Ma prima di passare a Pies, avevamo ragionato poco. Perché Alfonso non ci teneva tanto per vesti in monaca a Sant'Agata? Che facevano sti monache dentro un monastero? A quello che ha capito, Alfonso voleva a Sant'Agata specialmente perché questa facevano una vita di prioria e perché questa vita a loro era un buon esempio per tutta la gente della diocesi. Per giunta, ci stava pure il fatto che i figlioli che volevano potevano avere una buona educazione per mano dei monache. Alfonso, come tutti i santi, o sapeva buono quanto era necessaria la prioria per campare secondo la legge di Gesù Cristo e per avere la grazia di Dio. Isso e t'ha fatto vedere quasi pagina per pagina, quando poteva pregava sempre. Non solo pregava, ma ha scritto parecchio in coppa la necessità della pregheria. Ti voglio dire a parole nostre solamente qualche libro. Libretto in coppa la necessità della pregheria. Chi lo grande spierce della pregheria. Maniera e conversare continuamente con Dio come figlia. Poi ha scritto certe pregherie che tu, ne sono sicura, avrai detto o sentito chissà quante volte dentro la Chiesa. Visita o Santissimo Sacramento e a Maria Santissima. Voglio fornire sta pagina contannate un pensiero d'Alfonso. Capiscimi buono, la pregheria serve per lodare il Signore e poi per cercare qualcosa. E beh, Alfonso ha scritto un pensiero che sapesse scrivere a ogni pizza. Chi prega sicuro si salva, chi non prega ovvero saranno. Cari amici, così termina questa puntata dedicata alla narrazione di due momenti particolari dell'attività episcopale di Sant'Alfonso: l'Eucaristia a Sant'Agata e la venuta delle suore di Scala nella sua diocesi. Arrivederci alla prossima puntata.